Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano, ragazzi, siamo a Assen, nella mia Assen, dopo la bella vittoria di Catalogna devo confermarmi anche in Olanda, ma le qualifiche FIO non riesco a beccarle, andiamo subito in pista, sta diluviando in Olanda, speriamo. Vai ragazzi, andiamo Gran Premio Olanda, possiamo assolutamente recuperare. Vai Fioi. Vai come a cannone, vai come a cannone. Subito inserisciti nelle prime posizioni, vai Vale. E Valentino c'è. Dopo il Qatar e Catalogna vuole l'Olanda. Vai, 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 vai. E si inserisce alla grande, Vale già prima. Dopo due curve Valentino da 14esimo e primo. 14 posizioni recuperate. Eccolo qua ragazzi. Questa è una curva presa non bene, Marquez ne approfitta. Ma adesso Vale se ne può andare, se ne deve andare. La solita sfida Marchetto Marquez, Vale Rossi. Questo circuito esalta il Cume ed esalta Rossi. Dai Fiori. Molto bene, molto bene. Rossi se ne vuole andare, Rossi se ne vuole andare. Sotto questo diluvio olandese. Qua Marquez, mamma mia, sportellata con Marquez. La lotta continua, signori, la lotta continua. Su questa serie aspettando MotoGP 15. Vai, Vale. Facci sognare, Vale. Buono, 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 buono. Perfetto. E il primo giro è andato, ragazzi. Il primo giro è andato in maniera splendida, in maniera perfetta. Vai, Vale! Questa prima curva che può essere sempre insidiosa, presa molto bene da Valentino che fa anche il fastest lap. Grande Rossi. Rossi vuole la seconda consecutiva, la terza del mondiale. Vai, Vale Rossi, vai. Molto bene Rossi c'è. Per il momento Rossi c'è, ma manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Assen è da sempre il circuito preferito del Cume. E ne dobbiamo approfittare, Fioi. Ho bisogno di tutta la vostra carica positiva nell'accompagnare Valentino nella terza vittoria stagionale. E questo è anche importante perché Marquez è secondo, quindi è vero che recuperiamo pochi punti, ma è anche vero che se non vinciamo ne perdiamo tantissimi. Quindi l'unica cosa che devo fare è vincere sta cazzo di gara. Dai, va. Mamma mia, qua un rischio, la pioggia è anche insidiosa. Marquez secondo a 5 decimi. Deve stare tranquillo, Vale. Deve stare tranquillo, Rossi. È tutto nelle sue mani. È tutto nei suoi polsi. Buono, buono, buono. Final lap, ragazzi. E deve essere un final lap rossiano. Non cumendiano, ma rossiano in questo caso. Curva presa abbastanza bene, un po' lunga. Dai che questo è sempre un dominio, di solito è sempre un dominio olandese. Relax, Kume, relax. Relax. Relax pure. No, presa malissimo e Marquez ci prova. Marquez è vicinissimo adesso. Marquez è veramente vicino a 2 decimi. Puttana trota. Sono tesissimo, sono primo dal primo giro. Non posso buttarla via, non posso buttarla via. Marquez mi sta tallonando. Ma Rossi deve mantenere i nervi saldi e fare la terza. La terza vittoria stagionale. Purtroppo tanti ritiri mi hanno un po' allontanato dalle primissime posizioni, ma c'è tempo per recuperare. C'è tempo e posso e devo recuperare.
Vai, Vale. Regalaci questa terza sinfonia. Regalaci questa terza sinfonia. Ultima chicane e poi sarà la terza. Ultima chicane e poi sarà la terza. No, erroraccio di erroraccio di Rossi. E c'è! Vale c'è! Vale c'è! Rossi c'è! Rossi c'è! Mamma mia che brivido finale, ragazzi, ho vinto per pochissimo. Mamma mia, ho vinto per pochissimo. Mamma mia, 77 pura, mamma mia, mamma mia. 77 millesimi, mamma mia. Siamo quinti a meno 44, stiamo recuperando, Beppe, stiamo recuperando. Meno male, Beppe. Grande Beppe, eccoci qua. Rossi va a vincere, raga, ho saluto dal comandone veneziano. Ciao!